Caro Zaia, qui non si tratta di quello che pensa o dice Alessia al Partito Democratico, qui si tratta di atti ufficiali. Come atto ufficiale è questo verbale del 10 luglio 2014, conferenza Stato-Regioni, alla quale ha partecipato il tuo assessore Luca Coletto in tua vece. Ti interessava talmente battagliare sull'argomento che non hai presenziato. E che cosa stabilisce il verbale? L'intesa tra governo e regioni per un piano di accoglienza di migranti. Il Veneto non ha aperto bocca, significa che condivide, come d'altra parte riportato in un passaggio verso la conclusione dell'atto ufficiale. Il governo si è impegnato a contribuire attraverso un impegno di spesa stabilito per il 2014 e che ha portato in Veneto 19 milioni di euro per una quota parte rispetto all'intero territorio nazionale di 7,28% dei profughi. In realtà i migranti che noi ospitiamo attualmente sono 4%, ma tu hai preso 19 milioni di euro e comunque il Veneto, come risulta dal verbale, quanto rappresentato è stato condiviso anche dalla Regione Veneto. La conferenza unificata sancisce l'intesa all'unanimità. Quindi non contano le sparate che lanci sui giornali per tenere buoni i tuoi elettori, contano piuttosto chi racconta la verità e chi no, e soprattutto gli atti ufficiali.